Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina abbiamo finalmente e definitivamente chiaro di cosa parliamo quando parliamo di Ius Scholae e soprattutto qual è il partito dello Ius Scholae, perché non solo come testardamente ci permettiamo di ricordare qui essendo affezionati alla realtà e non all'ideologia, lo Ius Scholae era un punto del programma del PD e non del programma del centrodestra. Ma oggi emerge molto più chiaramente qual è anzitutto il vero partito dello Ius Scholae. Ebbene, rullo di tamburi, il partito dello Ius Scholae è il partito di Repubblica. Questa, diciamo, battaglia di luglio sotto il solleone a favore dello Ius Scholae segna il grande ritorno, tra molte virgolette, del partito di Repubblica. Ricordate il giornale partito che per lustri ha dato esso la linea spesso ai partiti della sinistra, ha incarnato anzitutto esso il pulpito dell'Italia migliore, dei buoni, dei giusti, degli accoglienti nei quartieri altrui. Ovviamente, diciamo, tendenzialmente gli accoglienti sono nelle ZTL e gli unici stranieri che conoscono sono i filippini che gli portano il caffè, ma insomma quello era il partito di Repubblica, no? Che guardava l'altra Italia con un certo disprezzo. Ebbene, oggi Repubblica non contiene l'entusiasmo per aver lanciato questa bolla che incredibilmente è stata raccolta da un pezzo di centrodestra. Per far nomi e cognomi, anzitutto Antonio Tajani e Forza Italia. Non solo in prima pagina si festeggia Ius Scholae, Forza Italia apre al PD, è scontro in maggioranza. Non è che se si tiene come barra il programma della maggioranza non c'è nessuno scontro, ma andiamo oltre, perché dentro ci sono 2 paginate intere su questa questione. Forza Italia spacca la maggioranza, le opposizioni aprono, e il pezzo di Tommaso Ciriaco è una sorta di peana a questi ex barbari di Forza Italia, perché ricordate che l'antiberlusconismo era la ragione sociale di Repubblica, convertiti sulla via dello Ius Scholae. È un crescendo rossiniano il pezzo. Il varco a fatica è aperto, questo è l'incipit, per dire. In poche ore la proposta di Forza Italia al centro-sinistra, consegnata a Repubblica, cioè agiscono dichiaratamente e legittimamente come giornale partito, di approvare assieme lo Ius Scholae, raccoglie il via libera delle opposizioni. Qui si vedono in redazione proprio le bottiglie di champagne stappate, di tutte le opposizioni. Si dice infatti pronta al confronto parlamentare la segreteria del PD, grazie a diciamo famoso, era nel loro programma, certo che sono favorevoli. Apre senza tentennamenti Giuseppe Conte, dice sì anche Alleanza Verdi Sinistra, è un'euforia ormai, più che è un'euforia messa su carta più che un pezzo. Confermano la propria disponibilità Azione, Italia Viva e Più Europa, insomma chiunque tranne gli altri partiti del centrodestra così testardamente e proprio in modo reazionario ancorati al programma e al mandato ricevuto dagli elettori. Resta un nodo però, ammonisce Repubblica, che ormai dà la linea anche a Forza Italia. È pronto il partito fondato da Silvio Berlusconi, ex Orco secondo Repubblica, a calendarizzare il testo? Antonio Tajani dice di sì, anche se non immediatamente, ovviamente, perché poi, come dire, lanciata una provocazione, diciamo, non sempre Tajani ha il physique du rôle di sostenerla, diciamo. Pare che infatti ieri dicesse ora ci sono 7 decreti, è tutto ingolfato, vediamo, cioè da un certo punto di vista si è spaventato anche lui, ma non arretra di 1 millimetro, perché stando alle cronache di Repubblica, che dà la linea al PD e temiamo anche a Forza Italia, questo diciamo grande inciucio sullo Ius Scholae è pronto. E poi sotto Repubblica, sotto questo pezzo di festeggiamento, diciamo, se la prende con la Lega e con Silvia Sardone, che ha definito il velo islamico integrale un sacco della spazzatura. Bah,
non sarà un'espressione stilnovista, ma vorremmo ricordare ai colleghi esimi di Repubblica che una signora che si chiamava Oriana Fallaci, peraltro davanti all'Ayatollah Khomeini, quindi insomma con una dose di coraggio perfino maggiore dei cronisti di Repubblica, lo definì stupido cencio medievale. Quindi non si capisce lo scandalo, ma stava bene perché nella raffigurazione ci sono i civili dello Ius Scholae e i barbari contro il velo. Questa è la narrazione di Repubblica, che fa benissimo a farla. La cosa di cui obiettivamente non ci capacitiamo è che un pezzo di centrodestra, addirittura il partito, diciamo, a suo tempo fondato da colui che in Italia ha inventato la formula del centrodestra, Silvio Berlusconi, che era dichiaratamente contrario allo Ius Scholae, ebbene che questo partito diventi ad oggi nei fatti, di fronte a questa fotografia, poi noi saremo i primi a essere felicissimi se siamo smentiti tra 5 minuti, ma ad oggi diventi una succursale del partito di Repubblica, francamente non è giustificato neanche col colpo di calore di questo luglio, diciamo estremo. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché a breve c'è la nostra intervista settimanale che oggi si annuncia abbastanza pepata perché parleremo con Giuseppe Cruciani. Vi aspetto.